Amici di Basketland, appassionati di basket, buonasera dalla Pala Murrazzu di Ozieri. Decibel alle stelle, lo avete sentito nel corso della presentazione delle squadre per questa attesa finalissima delle Final Four del campionato di promozione regionale Girone Nord. Davvero tantissima attesa e atmosfera che rimanda a ben altre categorie. Sulla tribuna opposta vedete l'imponente rappresentanza di tifo della Demones Ozieri, che ha organizzato davvero, direi, nel migliore dei modi questa Final Four con tanto successo di pubblico, tanto entusiasmo, davvero una passione che meriterebbe ben altre categorie. Ma nella postazione proprio sotto la nostra telecamera non è meno imponente, insomma, la rappresentanza del tifo della Pallacanestro Nuoro, formazione che eredita la grande tradizione cestistica, insomma, del capoluogo barbaricino. È una finale attesa anche perché si contendono il primo posto le due formazioni che si sono classificate appunto nelle prime due posizioni al termine della fase a orologio. Cammino quasi immacolato per la Demones Ozieri, che ha fatto suo un ruolino di marcia notevole, fatto di 23 vittorie e solo 2 sconfitte in questa stagione, che sono valsi ovviamente il primo posto, come detto, al termine della fase a orologio per la squadra guidata da coach Gian Giorgio Cadoni. Ma la Pallacanestro Nuoro è stata l'unica formazione a tenere il passo in maniera consistente
rispetto alla Demones, 20 vittorie, 5 sconfitte, il bottino, seconda piazza in classifica per il quintetto guidato in panchina da coach Vincenzo De Lucia. Decibel alle stelle, tantissime trombette, si sprecano anche i tamburi, facciamo fatica a sentire la nostra stessa voce, ma è un bellissimo spettacolo che testimonia la grande passione per il basket anche qui nel Logudoro, in questa società tra le più antiche in Sardegna. Pensate, ben 65 anni di attività, anno di fondazione, lo vedete anche sul tavolo insomma degli ufficiali di campo, 1958, si tratta della settima matricola più longeva in Sardegna. È davvero una piccola basket city Ozieri, con la Demones che può contare, lo abbiamo visto poco fa anche su una mascotte, un pubblico folto durante tutta la stagione qui al Palasport intitolato alla memoria di Giampiero Murrazzu. Dall'altra parte però la pallacanestro Nuoro non ci sta assolutamente a recitare il ruolo della vittima sacrificale, si giocherà le sue carte puntando forte sui suoi migliori realizzatori in questa stagione, a cominciare dall'argentino Francisco Avila, 14 di media per lui nel campionato di promozione, ma ci sono anche altri interpreti importanti a partire da Marco Bassanello, che è il capitano della pallacanestro Nuoro. Pensate, ieri ne ha messi ben 34 nella vittoria in semifinale per 79-59 contro il CMB Porto Torres, vittoria di 20 punti anche per la Demones Ozieri in semifinale contro Laurea Sassari, con tanti giocatori in doppia cifra, ben 5 per il quintetto di Cadoni, 18 di Serra, Andrea Serra, 16 per il capitano Giovanni Longu, 14 per Corraduzza, altrettanti per Pisu e 10 per Bittau. Insomma un tabellino molto distribuito. Dall'altra parte non sono bastati i 21 punti di lusso. Aurea Sassari, che si è classificata al quarto posto in questa Final Four, al terzo il CMB Porto Torres, che ha vinto la finalina che è andata in scena alle 18 con il risultato finale di 65-59. Ovviamente tutte le immagini su Basketland, tutte le foto, tutte le notizie e tutti gli aggiornamenti su questa Final Four qui al Pala Murrazzu di Ozieri, con tantissimo pubblico anche, come detto, al di sotto della nostra postazione. Speriamo di farvi vedere quanto più possibile, con anche tanti inevitabili passaggi appunto di fronte alla telecamera. Allora vedremo come andrà questa partita, che si preannuncia molto interessante. 3 confronti diretti tra Ozieri e Nuoro, tra regular season e fase a orologio, e 3 vittorie per la Demones, ma in partite che comunque hanno denotato un qual certo equilibrio. Affermazione per i Demones, 62-49 a Nuoro lo scorso 8 gennaio, vittoria anche qui su questo campo nella gara di ritorno della regular season, 65-58 era l'11 marzo, e poi terza vittoria per la Demones, 82-77 sempre qui al Pala Murrazzu lo scorso 30 aprile. A eccezione della prima, insomma, comunque dei distacchi sempre contenuti, e ci aspettiamo una partita tutto sommato equilibrata quest'oggi, anche se è evidente che la Demones proverà ad aggredire la partita subito, facendo leva anche sul fattore campo. Vedremo un po' quali saranno insomma i connotati del match, che verrà arbitrato dai signori Manca e Fancellu. Ormai tutto pronto per l'atto più atteso di questa Final Four, che vi abbiamo raccontato interamente in diretta streaming sui canali di Basketland, in collaborazione con la Demones Ozieri, che ringraziamo ovviamente per il supporto anche dal punto di vista organizzativo. Compagine che sta cercando di strutturarsi il più possibile, insomma, per essere protagonista. Si gioca ovviamente per inseguire il sogno della promozione in Serie D, che verosimilmente nella prossima stagione, come anche in altre stagioni del basket sardo, sarà
fondamentalmente è iscrizione libera, ma il risultato del campo è sempre importante anche per arrivare magari nella nuova categoria con slancio, e allora per questa ragione vogliono assolutamente una vittoria quest'oggi. Demones Ozieri e Pallacanestro Nuoro. Demones che ha scritto pagine importanti nella storia cestistica di questa cittadina, con tanti giocatori che hanno fatto un contributo importante negli anni. Una piccola basket city, abbiamo detto, dove è davvero incontenibile la passione e l'entusiasmo per questo sport. Andiamo a vedere i quintetti intanto delle due squadre. Una Pallacanestro Nuoro si schiera con il numero 24 Francisco Avila, il numero 3 Marco Bassanello. Sono i due uomini probabilmente più attesi in questa giornata, con il numero 6 Elia Bussalai, con il numero 21 Elia Puddu. Poi ci manca l'appello, vediamo un po', con il numero 19 Salvatore Beccu. Questi i primi 5 di coach De Lucia. Dall'altra parte per la Demones Ozieri con il numero 8 c'è Andrea Serra, top scorer ieri, con il 14 Corraduzza, con il 61 Giovanni Serra, con il 26 c'è Francesco Biosa e va a saltare per la palla 2 il capitano Giovanni Longu. Tutto pronto per la palla 2, si alzano i cori, parte del pubblico in piedi, e come detto speriamo di raccontarvi il più possibile di questa partita con le nostre immagini. Partita che inizia subito con questa rubata e fuga in contropiede vincente per il numero 6 nuorese Elia Bussalai. Primo attacco per la Demones Ozieri con Corraduzza, il pallone in punta, parte verso sinistra, jumper dalla media distanza molto corto, rimbalzo lungo conquistato da Elia Puddu, e Nuoro che si riporta nella metà campo d'attacco. Chiamata 5 per Elia Bussalai, il pallone in angolo per Bassanello, e poi ancora Nuoro con Francisco Avila, il tiro da 3 punti a segno per Bassanello, e parte forte Nuoro, 5-0 questo inizio di partita, con inevitabilmente anche pressione sulle spalle della Demones, che arriva con i gradi di favorita visto il primo posto al termine della fase a orologio. Qui si prende un buon fallo Andrea Serra e andrà in lunetta con i primi tiri liberi di questa partita, tiri liberi che potrebbero consentire a Ozieri di sbloccare il tabellone. Cerca la concentrazione Serra per il suo primo tiro libero e arriva il primo punto Demones, accolto dalle bandiere giallo-rosse, dai tamburi. Secondo tiro libero per Andrea Serra, anche questo dentro. Allora accorcia sul -3 la Demones, chiama maglia stavolta Nuoro in attacco con Avila. Beccu cerca uno spunto, trova l'1 contro 1 qui giocato da Elia Puddu, che non trova il canestro, non trova neanche il fallo. Fa valere stavolta la fisicità nella metacampo difensiva Ozieri. Biosa, Longu, vuole Giovanni Serra per pick and roll, alla fine va in fondo con la mano sinistra ma non trova il canestro Longu. Siamo già dall'altra parte con Puddu, Avila e poi in punta da Bassanello, quindi Beccu. Il movimento in avvicinamento da parte di Elia Puddu, totalmente smarcato, sbaglia però una conclusione all'apparenza facile. 5-2 il punteggio, 8-24 per chiudere il primo quarto. Cercheremo di aggiornarvi il più possibile anche sulla situazione del cronometro, non semplice perché il tabellone luminoso è proprio allo stesso lato della nostra postazione. Proveremo di tanto in tanto a scorgerci, insomma, per aggiornarvi anche da questo punto di vista. Intanto una sorta di alto basso qui giocato da Ozieri per Serra, che riapre per il tiro da 3 punti, qui sbagliato da parte del numero 14 Corraduzza, e poi c'è il fallo che fa arrabbiare la fazione di tifo nuorese. A beneficiarne è la Demones Ozieri, che può attaccare ancora per cercare di andare sul -1, di pareggiare. 5-2 ricordiamo in favore degli ospiti. Il pallone rimesso
a beneficio di Giovanni Serra, poi sporcato Biosa, torna fuori, Andrea Serra rifiuta il tiro da 3 punti, preferisce andare in penetrazione, il pallone si addormenta sul ferro e poi va dentro per il -1 Demones. Mini break di 4-0 e primo canestro dal campo in questa partita per Ozieri contro la difesa forte di Nuoro. Sirbones che attaccano, ma qui perdono il pallone con Elia Bussalai, giovanissimo playmaker della squadra barbaricina, e poi si allacciano in post Giovanni Serra e Beccu. Protesta Beccu per questo fallo ai suoi danni. Primo personale e secondo di squadra per la pallacanestro Nuoro. Rimessa dal fondo per Corraduzza, fuori per Longo e poi si riparte da Biosa. Uscita dal blocco di Corraduzza, prova a schiacciare per terra per Giovanni Serra, il pallone viene deviato con un piede. Ora rimesso in gioco dal fondo, parte di Corraduzza. 7:29, Longu con il tiro dall'angolo sbagliato, contropiede per Puddu, cerca di avventurarsi nel pitturato, tiro in controtempo a segno per la risposta nuorese sul 7-4. Con coraggio Puddu dentro, Corraduzza schiaccia per terra a cercare ancora il post passo di Giovanni Serra. Longu con l'extra pass ad armare la mano di Biosa, il tiro da 3 punti ben preso ma sbagliato qui da parte di Ozieri. Allora Puddu a correre in transizione, Avila si prende un buon fallo, va in lunetta con 2 tiri liberi e ottima esecuzione del contropiede qui da parte dei Sirbones. Mandano in lunetta il loro giocatore argentino. Sta dando una mano consistente non solo alla prima squadra, ma ci riferivano i dirigenti anche come istruttore nel settore giovanile di Nuoro. Insomma, si è calato benissimo nella realtà barbaricina. Avila che sbaglia il primo dei 2 tiri liberi a disposizione, non ha maggior fortuna col secondo, allora si resta sul 7-4. Biosa dal palleggio per Ozieri. Andrea Serra si prende il tiro da 3 punti, lo manda sul ferro, finisce per terra Giovanni Serra, attacca ancora in transizione Nuoro, canestro con fallo per Elia Puddu che fa balzare in piedi i tifosi nuoresi. Canestro con fallo e più 5 ripristinato dalla pallacanestro Nuoro sul 9-4. Attacca Ozieri con Corraduzza, poi Longu cerca l'1 contro 1, va dentro, perde per un istante la maniglia ma recupera molto bene il perno e segna Giovanni Longu per il 9-6. Siamo già dall'altra parte, però non c'è un istante di sosta, va dentro Bassanello. Mentre cerchiamo di affacciarci, come detto, per scorgere il tempo sul cronometro, di tanto in tanto ci saranno 2 tiri liberi per Marco Bassanello. Come detto, 34 punti nella semifinale di ieri. Primo va dentro, il 4 Demones, 10-6. Secondo libero, anche questo dentro, e mantiene questo cuscinetto di 5 punti di vantaggio. La squadra biancorossa esulta, in panchina anche il capitano Zidda, fermato da un grave infortunio al tendine d'Achille. Intanto trova da par suo un gran canestro Andrea Serra che tiene in scia a Demones, si perde un giro difensivo, però la squadra di coach Cadoni non paga dazio perché Puddu non riesce a mantenere in campo il pallone. Applaude coach De Lucia. Partita molto interessante questo inizio. 5:45 al termine del primo quarto. Biosa, Corraduzza, pallone in punta da Andrea Serra e ancora Biosa,
del blocco di Longu, che poi sale in punta a prendersi il pallone sfruttando a sua volta il blocco di Andrea Serra. Tripla lunga per il giocatore visto anche in Serie B con la canotta dell'Olimpia Cagliari, Andrea Serra. Una linea di passaggio un po' complicata qui per Giovanni Serra, buon recupero invece per Nuoro. Dovrebbe essere arrivato un fischio perché Avila probabilmente si era portato il pallone fuori nel tentativo di intercetto. Allora 11-8, vantaggio pallacanestro Nuoro, la fase centrale del primo quarto. Longu sfrutta il blocco di Andrea Serra, giocano a due ancora giocatori della Demones. Longu sbaglia il primo tentativo, non demorde, resta lì, recupera il rimbalzo offensivo e realizza il -1. 11-10, chiama maglia Avila, poi Bassanello prende il tiro da 3 punti con coraggio, sbaglia il rimbalzo lungo catturato da Longu. Poi Biosa, chiamato il gioco offensivo. Longu, pallone ancora in punta, lavora in attacco con pazienza, stavolta Ozieri, serve il post passo di Andrea Serra ad attaccare la difesa forte di Avila. Alla fine ha ragione Andrea Serra che sigla il primo vantaggio nella partita per la Demones Ozieri sul 12-11. 4:36 al termine del primo quarto e time out in campo, questo dalla pallacanestro Nuoro. Nel sorpasso a firma Andrea Serra che prova a prendersi la scena offensivamente, come già accaduto in qualche modo ieri per Ozieri. Ritmi concitati, partita comunque molto interessante in queste prime battute, espresso un po' quell'equilibrio che avevamo preannunciato in sede di presentazione del match. Funzionato tutto benissimo in questa Final Four a livello organizzativo, davvero abbiamo detto una grande atmosfera, tanto entusiasmo, carovane di tifosi, pullman, insomma scene davvero da categorie superiori. Auguriamo a queste due formazioni di ritrovare il prima possibile. Prima però c'è da stabilire un verdetto in questa Final Four. Primo vantaggio nella partita per la Demones, che ha sofferto forse un pizzico di pressione in avvio, ma direi anche la difesa molto forte di Nuoro che è stata abile a trovare spazio in transizione. Ora col sorpasso vediamo se cambiano un po' i connotati della partita. Qui sbaglia Bassanello, poi porta il pallone nella metà campo d'attacco Andrea Serra con Raduzza, ci pensa un istante, si va sotto ancora da Andrea Serra, c'è il fallo speso qui da Beccu dopo che era terminato a terra Bassanello, cercando magari un rischio di fallo in attacco che però non è arrivato. E torna in lunetta Andrea Serra, leader in questo momento per Demones Ozieri. Un paio di attacchi di personalità per lui per sbloccare la sua squadra. Anche protesta di Bassanello, Serra in lunetta. Tifo assordante, primo libero a segno per Serra, +2 Ozieri, 13-11. Sbagliato il secondo per un istante, tocca a rimbalzo Giovanni Serra, ma siamo già dall'altra parte. Qui manda a vuoto il suo avversario Avila, si perde però il pallone deviato da Biosa con Raduzza, può prendere la tripla in transizione ma preferisce ragionare. Si riparte da Biosa, chiamata corna per Ozieri, chiamato un fallo da parte del signor Fancellu, ma i giocatori fanno fatica a sentire i fischi perché c'è davvero un frastuono pazzesco. Dovrebbe essere il fallo numero 3 di Beccu, e questa è senz'altro una brutta notizia per coach De Lucia, che infatti lo va a cambiare in tutta fretta al suo posto con il numero 7 Franco Guiso, uomo evidentemente importante nella difesa vicino a canestro. Beccu però torna in panchina.
3:49 sul cronometro del primo quarto. Tutto risolto sulla panchina della Pallacanestro Nuoro. Finalmente può prendersi i suoi tiri liberi Andrea Serra, primo va dentro, si allunga il parziale della Demones sul 14-11. Sbagliato invece il secondo, ma c'è il rimbalzo offensivo importante di Giovanni Longu. Ancora Corna, la chiamata di Piosa, doppio post alto, poi il pallone che va dalle parti di Longu, step back, il tiro da due sbagliato anche con un pizzico di sfortuna da parte del giocatore e direttore sportivo della Demones Ozieri. Qui la partenza è sospetta da parte di Bussalà, infatti la sua azione viene fermata per la violazione di passi. Campo per Pisu, casa Ozieri, 3:29 da giocare nel primo quarto. Piosa per Andrea Serra, esce dal blocco Longu, a sua volta blocca Giovanni Serra che poi vuole il pallone in posto, tripla senza ritmo, presa e sbagliata qui da Pisu. Allora può respirare Nuoro che si porta nella metà campo d'attacco con Bassanello. Il pallone sotto per il neo entrato Guiso e poi fischio stavolta contro la difesa. Vediamo un po' la segnalazione, fischio contro Andrea Serra, numero 8, giallo-rosso, rimessa dal fondo per i Sirbones, sotto di 3 lunghezze dopo aver comandato invece di 5 in 2 diverse circostanze in questo primo quarto. Rimessa per Avila, esce dal blocco Puddu, non servito, il pallone gettato via. Qui da Nuoro c'è la violazione di campo, c'è il pallone restituito da Ozieri, restituito ad Ozieri con ovviamente coach De Lucia che ora se la prende un po' con i suoi per questa palla persa senz'altro evitabile. Pisu per Andrea Serra, lascia il consegnato nelle mani di Piosa, chiamata a pugno per il 26, Pisu in punta da Giovanni Serra, poi Longu a cercare ancora Andrea Serra, il tiro contestato da Avila, ma è un gran canestro questo da parte di Andrea Serra, ex Cus Sassari, a segno per ora il +5 Demones, 16-11, lunghissimo parziale, interrotto ora dal jumper dalla media distanza di Puddu per Nuoro. 2:30 per chiudere il primo quarto, 16-13 in favore di chi attacca, cerca spazio qui Pisu, la via però è ostruita, ottima difesa stavolta da parte di Avila che spinge la transizione, cede a Bussalai, poi Puddu, ancora Avila, tripla di Bassanello, a segno per la parità a 16 e dunque reagisce forte anche con personalità la Pallacanestro Nuoro. Può essere andata sotto di 5, un mini break per tornare in parità. Bel movimento sul perno intanto di Giovanni Longu, fermato fallosamente al momento del tiro. Il colpevole dovrebbe essere il numero 7 stavolta, se non ho visto male, Franco Guiso. (1:55 da giocare nel primo quarto. De Lucia chiede ai suoi di non protestare ulteriormente, che potrebbe essere insomma in odore di fallo tecnico la sua squadra, ma il tono delle proteste è comunque stato sempre abbastanza civile fin qui. Doppio cambio per Ozieri, vanno a prendersi un po' di riposo Andrea Serra e Piosa, il numero 18 c'è Polo e con il 23 Bittau per Ozieri. Pari 16, liberi importanti per Giovanni Longu che riporta avanti i suoi 17-16. L'assistant coach di Ozieri fa arretrare i suoi per magari impedire
lancio lungo, un contropiede immediato per la pallacanestro Nuoro. C'è comunque il 2-2 dalla lunetta di Giovanni Longu, che è freddo. Dall'altra parte Avila subito ad aggredire il ferro, anche per lui sarà viaggio in lunetta. Senz'altro molto bravo negli spunti in situazioni di 1 contro 1 Francisco Avila. Inneggiano proprio a lui giovani tifosi della pallacanestro Nuoro presenti sugli spalti del Palamurrazzu. Primo è dentro, sbagliato invece il secondo. Allora 18-17, 1:43 da giocare nel primo quarto. Ancora chiamata corna per la Demones. Gestisce il giovane playmaker Polo, che poi si affida a Longu. Fisco lontano dalla palla, fallo in attacco, blocco irregolare, sanzionato ai danni di Giovanni Serra. 94 secondi al termine del primo quarto e ristabilita quasi subito la situazione di equilibrio da parte dei Sirbones dopo il primo allungo di Ozieri sul +5. Segnaliamo anche l'ingresso in campo di Andrea Fancello con il numero 10 che schiaccia per terra per Guiso, prova a uscire dal vicolo cieco, finisce col perdere il pallone. Si ripresenta nella metà campo offensiva Ozieri. Visu, il taglio centrale di Polo fatto benissimo, ma si mangia poi il lay-up. Allora si resta sul 18-17 +1 in favore di chi difende. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto. Il tiro dall'angolo a segno, mano calda ancora per Puddu, miglior marcatore a naso fin qui per la pallacanestro Nuoro, e riporta avanti i suoi sul 19-18. Giovanni Serra fuori per Polo, poi ancora dentro dall'altro neo entrato Bittau, è chiuso, allora deve scaricare fuori per il tiro da 3 punti a segno di Simone Pisu, e contro sorpasso Demones sul 21-19. Post basso qui di Puddu per sfruttare il mismatch, fa molto bene con questo tiro in allontanamento. Pari 21, che bella finale fino a questo punto. 16 secondi al termine del primo quarto e potenzialmente l'ultima opportunità per la Demones, che però perde il pallone qui con Polo che si palleggia su un piede. Allora palla persa, 11 secondi e mezzo a disposizione di Nuoro per l'ultimo tiro del quarto. 7 secondi dal palleggio Avila, parte verso destra, contiene Giovanni Serra, il pallone era interessante dentro per Guiso. Il signor Fancello assegna la rimessa, mi è sembrato in un primo momento a Ozieri, poi in realtà cambia decisione. Vediamo un po'. Il cronometro che non è esaurito, ma forse un secondo. Ancora a disposizione di Nuoro, anzi 2 secondi, viene aggiornato ora tempo sul cronometro, e dunque c'è spazio per un tiro della pallacanestro Nuoro. Rimette dal fondo con Avila, il pallone fuori per il tiro da 3 punti di Fancello, che si spegne però sul primo ferro. Allora termina un gran bel primo quarto, complimenti a entrambe le squadre. Situazione di parità tra Demones Ozieri e pallacanestro Nuoro, 21-21, con pallacanestro Nuoro che ha subito aggredito la partita in 2 diverse circostanze, andando sopra di 5 punti. Poi lungo break positivo per la Demones, riuscita anch'essa a portarsi avanti di 5. La risposta di Nuoro. Ora siamo in parità, ripetiamo, 21-21, rifiatiamo un istante, poi torniamo in diretta per il racconto del secondo quarto.
Torniamo in diretta allora su Basketland e sui canali social della Demone Ozieri per il racconto del secondo quarto. Vedremo se sarà incerto ed equilibrato come è stato il primo, concluso in parità dalle due formazioni a quota 21. Ritorna in campo con Pisu, Polo, Giovanni Serra, Bittau e poi il capitano Longu per la Demone Ozieri. Risponde la pallacanestro Nuoro con Puddu, Guiso, Avila, Fancello e poi ci manca l'appello, vediamo un pochino con il numero 3 Bassanello, il capitano anche dall'altra parte. Primo possesso del secondo quarto per la Demone Ozieri. Giovanni Serra fuori per Polo, finta il tiro da 3 punti, si propone Bittau in post, il ricciolo di Pisu, tira in allontanamento ma sbaglia, il rimbalzo è portato giù da Avila, porta il pallone nella metà campo offensiva e chiama lo schema maglia. Fancello parte verso sinistra, si arresta oltre l'arco, jumper dalla media stavolta per Avila, sbaglia, tocca, rimbalzo Guiso, controlla Bittau e poi con calma ad amministrare Pisu, ancora chiamata a pugno, Longu, è pronto il blocco di Serra, cacciato via praticamente da Avila, si prende il tiro da 3 punti, invitato un po' dalla difesa nuorese, l'ultimo tocca a rimbalzo di Puddu, la rimessa sarà giallorossa. 9:14 sul cronometro del secondo quarto, ancora pari 21, non è cambiato il punteggio nel secondo periodo. Il pallone è rimesso per Pisu, poi Polo che si mette in proprio, scarica fuori, Pisu da 3 punti, questa la sbaglia. Nel finale di primo quarto aveva filato una tripla importante per rilanciare le quotazioni della Demones. Il pallone in angolo, Fancello fa saltare il suo avversario ma sbaglia, Guiso a rimbalzo, vediamo un po', fallo dovrebbe essere di Polo. (8:53 da giocare nel primo tempo). Rimessa dal fondo per Avila, Bassanello in angolo da Puddu, sto tiro lo sbaglia, lui che ha iniziato subito con mano calda questa partita. Polo, Longu invita Bittau a spostarsi perché vuole l'uno contro uno dal post basso di Giovanni Serra, lo gioca molto bene qui Serra ma sbaglia, poi si lotta ancora sul pallone, Guiso alla fine è alla meglio. Avila si propone Fancello per il taglio, si va invece da Bassanello, Guiso la finta, poi si butta dentro, cerca lo scarico per Puddu, ha ragione la difesa di Bittau, conserva il pallone Serra, lo affida alle mani di Polo che ha già chiamato lo schema corna. Si va ancora a spalle a canestro da Longu, una soluzione questa piuttosto gettonata dalla Demones nel corso della partita, ovvero la ricerca del vantaggio con anche i giocatori esterni vicino a canestro in post basso. Il fallo sulla partenza di Giovanni Longu, fallo di Avila, vediamo anche qual è la sua situazione a livello di falli personali, con Beccu in panchina con 3 falli per Nuoro ed è terzo anche per Avila. Questa è una pessima notizia per Nuoro, anche se probabilmente il colpevole era numero 7 Guiso. Cercheremo di risolvere il dilemma il prima possibile nella confusione generale. Non è sempre facile anche interpretare le chiamate arbitrali. Longu, rimessa per Serra, poi Polo esce dal doppio blocco Longu ma viene servito Pisu, legge in arretramento, poi si torna da Longu, giro sul perno e poi semigancio vincente per primo canestro del secondo quarto. 23-21. Puddu, tiro da 3 punti intanto per Nuoro, sbagliato qui, sfortunato, ne è entrato Andrea Lindiri, poi Puddu segna con il fallo e ancora potenziale gioco da 3 punti per la parità. 23. Gran partita finora anche di Elia Puddu. Esce Avila,
Vedremo se gravato di 3 falli o meno. Libero supplementare per Puddu, che non riporta avanti la palla canestro Nuoro. Si resta in parità a 23. Un canestro per parte in questo secondo quarto. Polo, Pisu sotto da Andrea Serra, giro e tiro in faccia qui al suo marcatore. Gran lavoro ancora da parte di Andrea Serra. Sono del resto i principali protagonisti del match fino a questo punto. Da una parte Puddu, dall'altra Serra, con Ozieri che ora si affida alla difesa a zona. Bassanello non la punisce, ma c'è il prezioso rimbalzo in attacco ancora una volta dell'onnipresente Puddu. Fischiato un fallo alla difesa e ancora può attaccare la pallacanestro Nuoro. Tornano in campo Corraduzza e Biosa al posto di Bittau e Polo. Sono comunque fatti apprezzare per abnegazione in questo primo ingresso in partita. (6:53 da giocare nel secondo quarto). Pallone rimesso per Fancello, parte verso sinistra, prova a ribaltare il lato a beneficio di Lindiri. Bussalai, poi il tiro dal gomito di Puddu, ancora lui, Elia Puddu, 25 pari. Davvero gran partita. Pisu, Biosa, Longu in punta, attende il blocco di Andrea Serra, poi lo anticipa, in realtà parte verso destra fino al capolinea. Giovanni Longu, che non vuole essere da meno rispetto ai già citati Andrea Serra. Elia Puddu, tripla ancora sbagliata, e il rimbalzo offensivo, l'ennesimo per Puddu, che poi si getta per terra a lottare con il suo avversario. Impossibile riconoscere la chiamata arbitrale, siamo sommersi dalle proteste dei tifosi di Nuoro, con la rimessa che dovrebbe essere stata assegnata alla Demones, anzi no, rimessa cambiata dagli arbitri. Ancora difesa a zona per Ozieri. Fancello, linea di fondo, qui tiro in reverse, preso e sbagliato però da Lindiri. 5:55 sul cronometro del secondo quarto. 27-25, vantaggio Demones Ozieri. Il pallone sotto per Pisu, tiene contatto, sbaglia, potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi. Il fallo sanzionato ai danni di Lindiri. Quintetto piuttosto giovane ora in campo per la pallacanestro Nuoro, cui obiettivo primario in questa stagione è appunto quello di far crescere i suoi ragazzi del settore giovanile. Pisu sbaglia il primo tiro libero. Entra invece il secondo per il 28-25, dunque un possesso pieno ora di distanza tra le due formazioni. Bussalai cerca lo spazio in penetrazione, poi tiro in corsa difficile con la mano sinistra e sbagliato. Corraduzza prova ad alzare il ritmo dell'attacco zierese, va in post da Pisu, ha il mismatch da attaccare, cerca con altruismo Longu, si faceva vedere sul lato opposto del pitturato, pallone sporcato, rimessa dal fondo Demones. Qui perso sulla rimessa Giovanni Longu, gioco da ragazzi per lui recapitare il canestro del nuovo +5. 30-25, time out in campo. 5:19 al termine del secondo quarto. Ci parlano sopra i due coach. L'equilibrio non si è scalfito, senz'altro. Primo quarto, lo ricordiamo, terminato in parità, a quota 21, si è segnato pochissimo nella fase iniziale questo secondo quarto, poi ha provato ad alzare il ritmo Ozieri, è tornata avanti di 5 punti sul 30-25.
Si alza il tifo in favore dei Sirbones. Si torna in campo, Bassanello, Lindiri, Fancello, Bussalai e Puddu in campo per i Sirbones. Risponde Ozieri con Biosa, Andrea Serra, Pisu, Corraduzza e Longu. Risponde il pubblico di casa. Questa bella sfida anche sugli spalti. Puddu si butta dentro, c'è la buona difesa di Andrea Serra, tiene vivo Fancello, step back, tiro difficile ma mandato a segno alla grande da Andrea Lindiri, che accoccia sul -3, 30-27. Biosa col palleggio aperto, Corraduzza chiama in causa Andrea Serra, lo segue Bassanello, il tiro da 2 punti, fa cenno l'arbitro, assegno per ripristinare il +5 Demones, 32-27. Puddu, Fancello a un passo dall'anticipo Longu, il pallone scaricato in angolo, extra pass un po' corto, il pallone che Bussalai vuole restituire all'Indiri, viene sporcato dalla difesa e sarà ancora rimessa in attacco per la pallacanestro Nuoro. Si sbraccia coach Gian Giorgio Cadoni in panchina con la camicia che è ormai aperta da un pezzo. Fischio ai danni della difesa, mandato in lunetta qui Marco Bassanello. Quattro minuti e 22 secondi sul cronometro del secondo quarto. Il capitano dei Sirbones in lunetta, primo tiro libero realizzato, 32-28. Dentro anche il secondo per Bassanello, si resta a contatto, solo un possesso pieno di distanza ancora tra le due compagini. Longu, Biosa, ancora Longu in angolo, si propone sul lato debole Corraduzza che non viene servito. Biosa, 10 secondi per il tiro. Longu, la tripla di Longu contestata da Puddu, rimbalzo lungo raccolto dall'Indiri. Pesca molto bene il taglio di Bussalai che però sbaglia con la mano mancina. Buona iniziativa di Bussalai, senza fortuna. Allora Corraduzza può prendere questa tripla non contestata e sbagliata. Rimbalzo difensivo portato giù da Bassanello. Poi Puddu. Si butta dentro Bassanello, c'è il fallo di Andrea Serra. Lunetta per Bassanello, ancora una volta, 32-29 per riportare ancora di più a contatto i Sirbones. Arriva il -2, 32-30, un primo quarto a tratti dominato da Puddu. Ora prova a iscriversi protagonisti del match anche Bassanello che però sbaglia il secondo tiro libero. Fallo a rimbalzo contro Bussalai, credo. È il primo per lui. Torna Giovanni Serra a prendersi un po' di riposo Longu. Biosa, costruire la nuova trama d'attacco per la Demones Ozieri. Fa vedere Pisu, va a prendere la linea di fondo Andrea Serra che però calpesta la linea, dunque palla persa dalla Demones. (3:22) da giocare nel secondo quarto. Lindiri in angolo, Bussalai, poi Puddu, palleggio in mezzo alle gambe, espone il pallone a Pisu. Coach Cadoni chiede un fallo antisportivo, ma se non ho visto male è stato indicato un fallo semplice.
confermiamo, fallo semplice. Una piccola ingenuità di Puddu, come detto, ha fatto vedere troppo il pallone al suo marcatore col cambio di mano proprio davanti al difensore. Allora palla persa, fallo per non concedere un canestro facile, rimessa già eseguita. Andrea Serra, ottimo lo scarico per Giovanni Serra, layup vincente, bella azione qui costruita dalla Demones. 34-30 per i padroni di casa, ultimi 3 minuti del primo tempo che iniziano ora. Bassanello a chiamare in causa Bussalai, si avvicina al canestro, appoggia il tabellone e realizza per il nuovo -2. 3-4-3-2. 2-43. Andrea Serra, si va in posta ancora da Giovanni Serra, da un Serra all'altro, la partenza del numero 8 giallo-rosso, non trova né il canestro né il fallo, c'è invece la transizione di Nuoro che in qualche modo si completa con questo canestro in reverse di Fancello, potenziale gioco da 3 punti ancora per Nuoro, che con questo quintetto molto giovane riesce a restare lì sempre a contatto. 34 pari, time out Demones ora, perché l'equilibrio rimane inscalfibile anche in questo secondo quarto, anche di fronte al secondo tentativo di allungo da parte di Ozieri. Protesta Andrea Serra, non ha gradito in precedenza un mancato fischio arbitrale, ma anche una partita piuttosto complessa da dirigere perché sono tanti contatti, non è semplice mantenere il metro, insomma. Allora è pronto in lunetta per provare a completare il suo gioco da 3 punti Andrea Fancello. Sbaglia il libero, forte al rimbalzo Andrea Serra. Biosa, dall'altra parte si fa vedere, riceve Pisu, ribalta il lato per Corraduzza, ancora Biosa, buono lo scarico per Giovanni Serra, nuovamente fuori, deve tirare a questo punto allo scadere dei 24, trova una gran tripla Andrea Serra, sempre più mattatore per Ozieri. 3-7-3-4, 1:53 per la chiusura del primo tempo, tiro in allontanamento ancora senza paura per Andrea Lindiri. Breve vi daremo anche le età dei giocatori in campo in questo frangente della partita per Nuoro, tanto altro fischio arbitrale. Prima seguiamo l'azione di Ozieri, ancora la tripla di Serra, questa è sbagliata, rimbalzo lungo per Lindiri, fa vedere Bussalai, Lindiri, Fancello perde il contatto col pallone, palla persa Nuoro, si arrabbia la panchina biancorossa. A costruire per la Demones c'è Biosa, 1:12, tripla da lunghissima distanza per Biosa, tap out però a rimbalzo prezioso da parte di Pisu che si prende il tiro dall'angolo da 2 punti, lo sbaglia, poi Nuoro forte al rimbalzo difensivo. Recupera il pallone con Fancello, si arresta dalla media distanza, tiro molto corto, poi ancora una serie di contatti, una serie di tuffi per raggiungere il pallone, la regola del possesso alternato che assegna la sfera a Ozieri. E altro time out in campo. 50 secondi
per la pausa lunga, con la situazione di punteggio che vede avanti i padroni di casa di un solo possesso, 37-34. Si torna in campo allora per questo rush finale del secondo periodo. Rimessa, correggo quanto detto in precedenza, in favore della pallacanestro Nuoro. Fancello per Bussalai. Puddu vuole coinvolgere vicino a canestro Bassanello, fuori per l'Indy, ritiro da 3 punti di Tabella, a segno per la parità. 35 secondi per chiudere il secondo periodo. Attacca Ozieri, Biosa, Pisu trova un buono scarico per Giovanni Serra, fermato fallosamente da Bassanello, o forse da Puddu, vediamo un po'. Fallo, se non ho visto male, sanzionato ai danni del numero 21, dovrebbe trattarsi di Elia Puddu. Esce Bassanello, entra in campo con il numero 5 Daniele De Logu. Giovanni Serra in lunetta, sbagliato il primo e si resta in parità allora a 37, 21 secondi e 6 decimi. Gran rimbalzo offensivo però di Andrea Serra a sportellate per far riuscire quel pallone. Biosa in angolo da Pisu, ribalta il lato per Andrea Serra, pensa per un istante al tiro da 3, poi va fuori con Raduzza, ancora il pallone per Pisu da 3 punti. 40-37 più 3 Demones. La conclusione sulla sirena del secondo quarto non trova successo per la pallacanestro Nuoro. Allora termina un bellissimo primo tempo con Demones Ozieri avanti per 40-37. Anzi, correggo, 40-39. (37-39) anzi il punteggio, col tabellone che ricordiamo purtroppo è lo stesso lato e dunque invisibile dalla nostra postazione. E allora termina il primo tempo, come detto noi ci ritroviamo più tardi per il racconto del secondo tempo.
Torniamo in diretta dal Palamurrazzo di Ozieri. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di questa finale a Final Four promozione Nord, con Demones Ozieri e Pallacanestro Nuoro all'inseguimento della promozione in Serie D. Un regolamento che, ricordiamo, prevede poi successivamente una sfida di ulteriore spareggio contro formazione che andrà a vincere il girone sud del campionato di promozione, ma il risultato del campo sarà comunque importante anzi direi fondamentale per stabilire le gerarchie di fine stagione. Si riparte con la Demones Ozieri avanti di 2 lunghezze sul 39-37. A zona la Pallacanestro Nuoro in questo approccio al terzo quarto. Il tiro dall'angolo sbagliato da Longu. Alla fine ha ragione nella lotta a rimbalzo Giovanni Serra, che recupera un pallone vagante, toccato per un istante anche da Puddu, e recapita il canestro del 41-37. Beccu nuovamente in campo con 3 falli. Il tiro preso e sbagliato qui da Nuoro con il numero 6 Bussalai. Corraduzza, poi Longu. Tiro dall'angolo di Corraduzza sbagliato, rimbalzo portato giù da Avila. Cerca l'iniziativa ma viene fermato, allora Puddu prende il tiro frontale, tanta energia a rimbalzo da parte di Bussalai, la stoppata perentoria di Andrea Serra. Avila con la rimessa dal fondo. Puddu tocca Serra che perfeziona poi il recupero. Allora si riparte da Biosa. Prova a buttarsi dentro, scarica fuori, qualche problema, alla fine raggiunge il pallone Andrea Serra, si prende la responsabilità da 3 punti, il tiro è corto, buon tagliafuori a rimbalzo da parte di Puddu, e poi Bussalai si infrange sul muro difensivo di Biosa, recupera Puddu che si appoggia bene al tabellone e permette a Nuoro di accorciare sul -2, 41-39. Mantiene l'atteggiamento difensivo a zona la squadra nuorese. Longu tocca per Serra, poi Corraduzza, Biosa, ancora Longu a segno con l'attacco di Ozieri che si muove molto bene contro la difesa a zona, il pallone si muove rapidamente, questo permette di trovare un buon tiro con Capitan Longu, ancora a segno, pallone schiacciato per terra per Bassanello. Bussalai dall'angolo, solo ferro, continua a lottare a rimbalzo. Bassanello per Avila, quasi allo scadere di 24, cerca di andare in penetrazione, non c'è tanto spazio ma alla fine trova un buon fallo. Rimessa in attacco già eseguita da Nuoro. Bussalai, Beccu schiaccia per terra per Avila. Arriva il taglio di Puddu, fermato qui regolarmente dalla difesa della Demones. 43-39 in favore dei giallorossi che si portano nella metà campo d'attacco. Corraduzza per Andrea Serra, riesce a evitare l'intervento difensivo di Beccu, poi però sbaglia la conclusione. Si lotta a rimbalzo, palla contesa, rimessa a Nuoro. 7-22 da giocare nel terzo quarto. 43-39, ripetiamo, in favore della Demones Ozieri. Avila, Bassanello, la pressione di Corraduzza, sua partenza dal palleggio, poi trova in qualche modo Bussalai, appoggia al vetro il giovane playmaker della Pallacanestro Nuoro, restituendo il -2 alla sua squadra. 43-41. Biosa comanda le operazioni in attacco, sceglie l'opzione Longu. Arriva Corraduzza, il pallone in gomito da Andrea Serra, poi sfera che torna fuori, ma prima c'erano i passi di Andrea Serra. Puddu restituisce il pallone ad Avila, stavolta lo schema chiamato è pollice.
parte della pallacanestro Nuoro. Puddu in punta Bassanello, blocco per l'uscita di Bussalai, fallo ben trovato qui da parte di Bassanello. Saranno 2 tiri liberi. Le proteste di coach Cadoni su questo fischio. Questione è stata ricomposta col signor Fancellu, l'altro arbitro di questa partita. Il signor Manca assegna il pallone a Bassanello che realizza il primo tiro libero. -1 pallacanestro Nuoro, 43-42. 2 su 2 e siamo ancora in parità a 43. Sei e 25 da giocare nel terzo quarto. Biosa, Corraduzza, propone Giovanni Serra, Pisu, poi Longu. Trova bene lo spazio per la conclusione vincente da sotto Giovanni Longu. Torna avanti la Demone Sozzieri, 45-43. 6 da giocare nel terzo quarto. Bassanello in post contro Corraduzza. Fuori il tiro di Beccu da 3 punti molto lungo. L'energia a rimbalzo però di Bassanello vale questo extra possesso già dato in fumo però per la pallacanestro Nuoro. Biosa, pallone ribaltato ancora per il numero 26 che attacca il recupero, quel pallone che torna fuori. Giovanni Longu con ritmo da 3 punti, secondo ferro, tocco a rimbalzo, la rimessa sarà per Ozieri. Corraduzza, Pisu, poi il pallone per Longu, quindi Biosa dall'altra parte. Corraduzza, piedi a posto da 3, solo ferro, rimbalzo per Puddu, si lancia in transizione ma è solo, allora deve aspettare i compagni. Bussalai ancora per Puddu, giro e tiro senza successo però. +2 palle in mano Demone Sozzieri. Giovanni Serra, iniziativa dal post, non riesce a trovare lo spazio per il tiro e nemmeno per riaprire. Allora travolgente quel contropiede di Francisco Avila. Siamo ancora in parità, 45. 4,50 da giocare nel terzo quarto. Biosa, Longu, Corraduzza fatica ad addomesticare questo pallone. Allora perde palla la Demone Sozzieri. (4,40). Beccu per Bassanello, c'è il taglio di Puddu ignorato, il fallo di Corraduzza sul tiro di Bassanello. Saranno 2 tiri liberi ancora per il capitano della pallacanestro Nuoro, Marco Bassanello. Terzo fallo personale di Corraduzza che lascia il campo ad Andrea Serra. Il primo è dentro per Bassanello, vantaggio Nuoro 46-45. Sbagliato il secondo, tocca a rimbalzo Beccu, poi protegge Giovanni Serra. +1 per chi difende. 4,23 da giocare nel terzo quarto. Partenza di Andrea Serra, Longu dall'angolo,
del ferro, ma c'è anche il rimbalzo in attacco provvidenziale a questo punto per Giovanni Serra. Torna avanti Ozieri, poi qualche spinta a rimbalzo alla peggio Avila che finisce per terra. Speriamo che non si accendano gli animi a questo punto. La partita è stata molto bella e anche corretta, al netto ovviamente di tanti contatti che abbiamo visto, ma li fanno assolutamente parte del gioco. Elia Bussalai porta il pallone nella metà campo d'attacco per la pallacanestro Nuoro. Si apre per ricevere Puddu, schiaccia per terra per Bassanello. Prende il tiro in faccia a Pisu e lo manda a segno. Canestro accordato da 3 punti, se non ho visto male. Allora siamo sul 49-47 in favore della pallacanestro Nuoro. Confermiamo, canestro da 3 punti. 4-9, 4-7. Ottimo terzo quarto fin qui per i Sirbones. Serra per Pisu, il giro sul perno, il tiro morbidissimo, accolto dal ferro per la parità a 49. Sventolano le bandiere giallorosse, partita sempre più accesa, sempre più vivace, in diretta su Basketland, sui canali social, la Demones Basket Ozieri. Tiro di Puddu, sbagliato, rimbalzo Giovanni Serra. Pisu, Giovanni Serra, poi Andrea Serra, Biosa a circolare ancora per Longu che si prende la responsabilità da 3 punti ma non trova la conclusione vincente, non riesce a salvare il pallone Andrea Serra. La rimessa sarà per Nuoro sul 49 pari. Puddu, Bussalai, pallone in post da Beccu, accoppiato con Giovanni Serra. Fischio lontano dalla palla, fallo di Pisu su Bassanello, terzo anche per lui. Due minuti e 43 secondi, l'ultimo mini intervallo di questa partita. Francisco Avila prende il long two, lo sbaglia, Biosa non arriva al rimbalzo, alla meglio Bussalai, il pallone si addormenta sul ferro, va dentro, più 2 Nuoro, 51-49, 2:20, Biosa, Longu, Pisu e poi ancora Giovanni Longu. Andrea Serra in punta, parte verso destra, poi si va da Biosa, il tiro da 3 punti sul ferro, Bussalai alla meglio al rimbalzo e subito tripla in transizione per Puddu che fa esplodere il pubblico nuorese presente qui a Ozieri. Break per i Sirbones che tornano avanti di 5, 54-49, time out immediato per coach Cadoni. Vuole parlarci sopra, qualche segnale di rallentamento ora per i giallorossi. Viaggia sulle ali dell'entusiasmo invece la pallacanestro Nuoro.
Vediamo se Ozieri trova una chiave diversa per attaccare la difesa a zona di Nuoro. In uscita da questo time out. Più 5 per i Sirbones. È stata tutta una partita fatta di parziali e controparziali. Gara apertissima. Longu, Giovanni Serra, ribaltato il lato, Biosa, Longu prova a buttarsi dentro, il runner sbagliato, lo stesso Longu recupera il rimbalzo, grande assist qui per Giovanni Serra, canestro del -3, 54-51. Avila, fallo in attacco qui, sanzionato ai danni di Bussalai. Andrea Serra, cercare ancora di avventurarsi nel pitturato nuorese. Longu batte il recupero, si butta dentro, sbaglia, ma c'era anche il fallo in attacco del numero 20 giallorosso. Ha preso lo sfondamento Puddu. Si resta dunque sul +3 Nuoro, palla in mano a 1:18 al termine del terzo quarto. Puddu, Bussalai, ancora Puddu, Francisco Avila prova a battere Andrea Serra dal palleggio, forse una sbracciata di troppo quella rilevata dal signor Manca, fallo di Andrea Serra, terzo per lui e ci sono liberi per Nuoro. Può dunque ripristinare il suo +5. Primo realizzato da Francisco Avila. Livello di decibel sempre altissimo, il secondo è sbagliato. Biosa. 47 secondi e 3, termine del terzo quarto. Ora un pizzico di nervosismo, Andrea Serra invitato in lunetta dalla difesa sul 55-51 in favore della palla canestro Nuoro. C'è un richiamo alla panchina, succede un po' di tutto adesso. Richiamo ufficiale. La panchina di Ozieri, il coach Cadoni che ha ormai riposto la camicia che vestiva all'inizio della partita. C'è grande fermento, grande agitazione sulle due panchine. 47-3 al termine del terzo quarto. Andrea Serra in lunetta. Nel frastuono generale sbaglia il primo tiro libero. Realizzato invece il secondo. 5-2, 5-5. Torna Polo per Ozieri, esce Biosa. Dall'altra parte c'è nuovamente Guiso. Tra poco anche Fancello, dunque un po' di mosse sulle rispettive panchine. Esce Avila, protagonista, gran protagonista, questo break favorevole alla pallacanestro Nuoro. Ora si fa sentire forte anche il pubblico di casa.
rush finale del terzo quarto. 45 secondi. 52-55 in favore di chi attacca. I biancorossi della pallacanestro Nuoro. Bussalai, il runner con la mano sinistra e va dentro anche questo. Gran personalità anche per Bussalai, che riporta la sua squadra sul più 5. 57-52. Pisu. Polo, pallone sporcato. Serra in angolo, il tiro da 2 punti sbagliato. Rimbalzo difensivo catturato da Puddu. Bussalai. Qui Fancello si porta il pallone fuori e dunque palla persa in maniera un po' ingenua dalla pallacanestro Nuoro. Ci sono 9 secondi e 6 decimi sul cronometro del terzo quarto, dunque chance per Ozieri recuperare anche un pizzico di fiducia in conclusione di terzo quarto. De Lucia si arrabbia ovviamente per questa brutta palla persa da parte dei suoi. 4 secondi. Polo, il tiro dalla media distanza a segno. -3 Ozieri. Vediamo se Bussalai si prende la preghiera. No, allora termina il terzo quarto. Un gran terzo quarto per la pallacanestro Nuoro, che è avanti per 57-54 qui a Ozieri. Ozieri che ha messo l'ultimo canestro del terzo quarto con Polo e vuole rialzare la testa. Sempre equilibrio qui al Palamurrazzo. Siamo davvero contenti di raccontarvi in diretta questa partita sui nostri schermi. Rifiatiamo un istante anche perché il clima è sempre più bollente qui al Palamurrazzo, poi torniamo in diretta per gli ultimi 10 minuti di partita. Ultimi 10 minuti della finalissima Final Four promozione girone nord. Pallacanestro Nuoro si presenta avanti di 3 lunghezze. Questo rush finale della partita. 57-54. Polo, Pisu fa circolare per Corradusa, si propone Andrea Serra, non riceve, anzi lo fa in questo istante, prova ad attaccare Guisa, arriva il taglio di Giovanni Serra, recupera Andrea Serra, tiro in reverse sbagliato, recupera Pisu, il tiro parte sua termina sul secondo ferro, poi Andrea Serra e Puddu si allacciano. Dopo il fischio arbitrale probabilmente gli animi restano fortunatamente sotto controllo. Avila, l'argentino dal palleggio contro la difesa di Polo, si fa vedere Guiso, intercetta con un piede qui Pisu. Rimessa in attacco per la pallacanestro Nuoro. Puddu, Avila, presa zona anche per la Demone Sozieri, e la zona dalla parte opposta è stata senza ombra di dubbio un fattore nel terzo quarto. Polo, fa vedere, riceve Andrea Serra, prova a buttarsi dentro, c'è il canestro con fallo. Andrea Serra che si carica e carica anche i compagni. E ora l'opportunità di rimettere le cose nuovamente in parità con il libero supplementare.
va dentro e allora pari 57. Avila, blocco di Puddu, restituito fuori da Avila, il tiro sbagliato, recupera però il rimbalzo. Realizza con fallo anche Puddu. E allora 59-57, 8:51 sul cronometro dell'ultimo quarto. Cambio Demone Sozzieri, torna Longu a prendersi un po' di respiro. Andrea Serra ha compiuto un grande sforzo per ricucire il parziale della pallacanestro Nuoro. Libero sbagliato da Puddu e al rimbalzo c'è Giovanni Serra, affida il pallone nelle mani di Polo. Bisu, spalle a canestro, affrontare il mismatch contro Puddu, poi sbaglia Longu, prova a toccare a rimbalzo, alla fine ha ragione Elia Puddu. Chiama Pollice, qui Avila, Fancello restituisce il pallone, poi si va da Puddu, scarico fuori invitante per Bassanello, controllato però da Corraduzza, il tiro da 3 punti sbagliato, forte al rimbalzo Polo per la Demone Sozzieri. 8 minuti al termine, 5-9, 5-7 in favore di chi difende. Polo, Corraduzza, tiro da 3 punti corto, lo stesso Corraduzza però vola a rimbalzo. Giovanni Serra, Polo si butta dentro, poi pallone fuori per Longu, altro tiro da 3 punti, solo tabellone, possesso Demones ancora allo scadere dei 24, ci prova Polo e poi il fischio arbitrale, pallone recuperato dalla pallacanestro Nuoro dopo una buona difesa gli uomini di coach Vincenzo De Lucia. A respirare un po' in vista del finale Puddu, campo per Beccu che è riuscito a gestire problemi di falli. 7:35, fa sentire ancora il pubblico di casa, pubblico giallo-rosso con bandiere e striscioni. Bassanello, cambio di mano di fronte al difensore, poi perde il pallone. Non è un po' complesso ma riesce ad addomesticarlo Longu. Polo, Bisu, schiaccia per terra per Longu, Bisu da 3 punti, ancora una tabellata qui per la Demone Sozzieri che non sta trovando buone percentuali da fuori. Beccu, Fancello da 3 punti, secondo ferro, lotta a rimbalzo, una serie di tocchi e poi recupera la pallacanestro Nuoro. Sembra anche abbastanza in palla dal punto di vista delle energie fisiche a questo punto della gara. Il tiro da fuori sbagliato da Beccu, ovviamente secondo impegno in 2 giorni per degli atleti comunque non professionisti. La stanchezza è un aspetto a questo punto qui è stato fare i conti. Bisu fuori ad armare la mano di Polo da 3, questo va dentro per la Demone Sozzieri che è avanti per 60-59. Minuti e 57 secondi. Attacca la Demone Sozzieri con Polo, tiro da 3 punti di Corraduzza, poi lotta a rimbalzo, alla fine ha ragione Bassanello, ancora contatti, stavolta c'è il fallo di Giovanni Serra. Fallo tecnico ai danni del 61 giallorosso.
ora sì che gli animi si scaldano. (5:40). C'è da fare un po' di ordine al tavolo degli ufficiali di campo. Dopo la confusione precedente, Serra resta in campo. E il pallone viene consegnato alla pallacanestro Nuoro. Beccu, Puddu mette per terra il pallone, poi il tiro dall'angolo di Bussalai, forse anche sporcato, almeno così mi è sembrato inizialmente da parte di Giovanni Serra. Poi il Polo, Pisu, Serra la finta, restituisce fuori per Pisu, il tiro da 3 punti fuori misura, rimbalzo difensivo per Puddu. Beccu, poi Bassanello, Avila. Stiamo entrando nella seconda metà dell'ultimo quarto. Tiene il contatto Avila, prova ad appoggiare al tabellone senza successo, reclama un fallo che non viene però accordato dagli arbitri. Qui Polo commette un errore di gioventù, offrendo di fatto il pallone ad Avila, che sa bene cosa farne. 61-60. E ora arringa il tifo bianco-rosso. Francisco Avila, 61-60. Longu, Pisu, pallone sporcato ancora da dietro da parte di Bussalai, poi calpesta la linea di fondo, palla persa da Pisu e Nuoro in attacco, ancora con un punto di vantaggio. 61-60. 4 minuti e 22 secondi. Avila, Bussalai, tiro da 3 stoppato da parte di Andrea Serra, con recupero Giovanni Serra per Pisu. -1, palla in mano Demone Sozzieri. Longu, Andrea Serra gioca una sorta di alto-basso qui con Giovanni Serra, che si trova troppo sotto canestro e non riesce a concludere. Bussalai, qui capisce tutto in anticipo, però Pisu, che si lancia in contropiede, tiene il contatto, realizza e porta avanti la Demone Sozzieri per 62-61. 3 minuti e 35. Bassanello trova il fallo della difesa. Dunque saranno 2 tiri liberi per il 3 bianco-rosso. Tre minuti e mezzo. Primo libero, assegno per Marco Bassanello, pari 62. Contro sorpasso Nuoro, 63-62. Pisu in angolo, Andrea Serra ribalta il lato per Longu, attacca e recupero, prova ad appoggiare al tabellone, sbaglia, poi una serie di tocchi, alla fine segna con il fallo Giovanni Longu. Contro sorpasso Demones, 64-63. Si dispera Avila
libero supplementare per Giovanni Longu. Sbaglia Longu, rimbalzo di Beccu e fallo di Andrea Serra. Minuti e 12 secondi, ora i liberi diventano ancora più importanti. Beccu sbaglia, sbagliato anche il secondo, ma Puddu recupera il rimbalzo, tiro cortissimo e fallo di Beccu su Serra. Forse il quarto di Beccu, se non addirittura il quinto. Infatti fallo numero 5 di Beccu che lascia il campo in maniera definitiva a 3 minuti e 9 secondi dal termine. Biosa, ancora il pallone fuori per il numero 26. Longu, Andrea Serra, il tiro contestato, sbagliato in maniera netta. Anche in questo caso la rimessa sarà per la pallacanestro Nuoro. Fancello, pallone recapitato in post basso per Puddu che lo regala di fatto a Biosa. Vediamo se Ozieri riesce a sfruttare questa opportunità nella metà campo offensiva con Giovanni Serra. Andrea Serra, 10 secondi per il tiro. Longu in angolo da Pisu e fa saltare il suo marcatore. Si trattava di Puddu, subisce il fallo. 2 tiri liberi allora per Simone Pisu. E quarto di Puddu. 2 minuti e 25, termine della partita. Segna Pisu ed esplode il tifo ozierese per questo più 2, 65 a 63, che diventa più 3 in virtù del 2 su 2, 2:24 per chiudere la partita, se basterà. Nuoro per ricucire. Tripla a piedi per terra per Fancello, errore, rimbalzo portato giù da Longu. Biosa. Qui un pallone un po' pigro, allora ha ragione la difesa di Nuoro, sovrannumero in contropiede. Bussalai appoggia al vetro per il -1, 66 a 65, 1:57. Andrea Serra, Longu. Qui subisce il fallo Longu con Bassanello che era terminato giù, sperando evidentemente di portare a casa un fallo di sfondamento. Ed è quinto anche per il capitano della pallacanestro Nuoro.
liberi pesantissimi nelle mani di Giovanni Longu. Bassanello resta in campo, allora non era suo il quinto fallo. Sono saltati un po' gli schemi, anzi era di Puddu. 1 su 2 per Longu, 6-7 e 6-5 in favore dei padroni di casa. 1:45 al termine. Avila, Lindiri con un tiro da 3 punti importantissimo, sbaglia, Pisu si avventa sul rimbalzo, lo protegge poi dal ritorno dello stesso Lindiri. Il fallo del numero 8 biancorosso. Anche in questo caso Nuoro sperava di prendersi un fallo di sfondamento, reclamato anche dalla panchina da parte di coach De Lucia, invece Ozieri in lunetta con Simone Pisu. 1 minuto e mezzo al termine e time out in campo. Ultimi 90 secondi, si torna in campo, più 2 Ozieri, situazione tesissima. Demones Ozieri 1:28. Bassanello, Fancello, si butta dentro Avila, Bussalai col tiro dall'angolo con grande freddezza, ancora molto bravo Elia Bussalai per il -2, 6-9, 6-7, 1:12 sul cronometro. Andrea Serra, Giovanni Serra, un'occhiata in angolo verso Longu, poi trova il pertugio giusto e arriva fino al capolinea. Giovanni Serra che poi si fa male però nella ricaduta, forse crampi per lui, ne abbiamo detto, grande dispendio di energie. Seconda partita in 2 giorni. (7-1, 6-7). 1 minuto e 3 secondi residui sul cronometro. Prova a guadagnare qualche metro Avila, già in attacco Nuoro, che comunque ha mostrato ottime cose con i suoi ragazzi più giovani, soprattutto quest'oggi. E ancora Lindiri, c'è l'airball però in questo caso difende il rimbalzo Pisu, e poi Piosa. 48 secondi. Andrea Serra per Pisu. Longu non riesce a far su il pallone
non ci sono stati ulteriori tocchi, allora la rimessa è per la pallacanestro Nuoro. 37 secondi e un decimo, situazione di punteggio vede avanti i padroni di casa per 71-67. Francisco Avila, Fancello prova ad andare in penetrazione Bassanello, ma viene cancellato dalla stoppata di Giovanni Serra. Fancello cerca spazio per un tiro dall'angolo, sbaglia a sua volta, rimbalzo di Longu, fallo di Lindiri e allora 18 secondi e 9 al termine, tutta in piedi la panchina della Demone Sozzieri, perché sta iniziando a prendere forma il sogno della vittoria in queste Final Four del girone nord del campionato di promozione. 71-67 e ripetiamo 18 secondi e 9 decimi al termine, con Giovanni Longu in lunetta per sigillare la vittoria. Il primo è realizzato dal capitano giallorosso. Sbagliato il secondo da Longu, ma c'è il rimbalzo offensivo di Giovanni Serra, può far scorrere il cronometro ora Longu, che si prende il fallo di Bussalai. E allora iniziano i festeggiamenti per la Demone Sozzieri a 18 secondi dal termine, con Giovanni Longu che può chiudere i conti definitivamente. 73-67. Sventolano le bandiere giallorosse qui sulla tribuna del Palamurrazzu. (74-67). Avila, rimbalzo portato giù da Serra e allora finisce qui al Palamurrazzu. Vince la Demone Sozzieri con il finale di 74-67. Può partire la festa dei giallorossi, festa meritata per una vittoria arrivata di rincorsa contro un'ottima pallacanestro Nuoro, che con i suoi giovani ha dato davvero del gran filo da torcere alla squadra di casa. Finisce 74-67 con la festa giallorossa che può scattare sugli spalti, può scattare anche in campo. Demone Sozzieri che vede ormai a un passo dunque la possibilità di ritornare a calcare un palcoscenico senz'altro più consono per la passione che abbiamo visto anche quest'oggi come la Serie D, ma non ha demeritato e merita senz'altro questo palcoscenico anche la pallacanestro Nuoro, che ha giocato molto bene, si è giocata le sue carte in una partita che è stata sempre molto equilibrata. E allora con queste immagini, con queste belle immagini di festeggiamento, direi che possiamo fermarci per qualche istante, poi torneremo in diretta ovviamente con le interviste del post partita sempre qui dal Palamurrazzu.
Eccoci in diretta con il capitano Giovanni Longu. La prima domanda è inevitabile: che effetto fa? Bellissimo, bellissimo. Da tanto che mancava la Serie D. Abbiamo salvato almeno il microfono. Abbiamo riportato la Serie Anche D. questo era inevitabile. Questo sì, l'abbiamo riportata a casa dopo tanti anni ed è giusto così, ce la siamo meritata quest'anno. Siamo dal 29 agosto in palestra come dei dannati, tutti dal primo all'ultimo. È stata una bellissima stagione, bella davvero. Ed è stata anche una bellissima finale, perché la Pallacanestro Nuoro ha giocato una gran partita, vi ha dato filo da torcere. Onore alla Pallacanestro Nuoro, è stata un'avversaria tostissima. Un applauso a questi ragazzi perché sono venuti anche con l'assenza di Zida, che per loro è un giocatore. Vediamo se riusciamo a finire l'intervista. Perfetto, quindi sì, anche loro sono stati fortissimi, è stata una partita combattuta e alla fine siamo riusciti a spuntarla. Siamo felici così, molto, molto, molto. Ora cosa c'è nei piani della Demones? Perché abbiamo detto Serie D, però dietro c'è una società che spinge, abbiamo visto uno spettacolo incredibile sugli spalti, su entrambi i lati, va detto. Cosa avete in mente per il futuro? L'anno prossimo la Serie D sarà il primo punto di partenza, ce lo siamo posti come obiettivo già da quest'anno e lo porteremo avanti con tutte le risorse. Questo pubblico si merita tutto, ci hanno sostenuto dalla prima all'ultima partita e Ozieri è giusto che abbia nuovamente la Serie D dopo tanti anni. Anche perché Ozieri, come detto in telecronaca, è una piccola basket city. Sì, da sempre, è stata sempre dopo 56 anni di storia, scusate, 65, siamo lì e quindi ce lo meritiamo. Torniamo. Grazie Giovanni, e andiamo a caccia di altri ospiti al nostro microfono. Eccoci in diretta con Davide Loddo, direttore sportivo, vicepresidente della Pallacanestro Nuoro. È stata una bellissima finale, prima di tutto, onore ai vincitori ma anche ai vinti, perché soprattutto i giovani hanno giocato una gran partita oggi anche con personalità. Sì, mi fa piacere che abbia sottolineato questo aspetto, perché il nostro progetto sportivo comunque è quello di arrivare a una prima squadra composta possibilmente esclusivamente da giovani del settore giovanile. Quest'anno ci ha dato una mano il ragazzo argentino Francisco, che è venuto sì per la pallacanestro ma per fare un percorso e poter avere una doppia cittadinanza, quindi noi ci teniamo molto a portare avanti tutte le categorie e far sì che queste categorie poi siano uno sbocco per giocare in prima squadra. Inevitabile anche la domanda sui programmi futuri, perché questo gruppo cresce, magari può cimentarsi anche su una categoria più allenante, più formativa come la Serie D l'anno prossimo. Allora, noi abbiamo già provato la Serie D, che era la nostra categoria storica, siamo arrivati anche a giocare in Serie C. Il problema poi è che, ripeto, come ho detto prima, vogliamo arrivarci con le nostre risorse. Probabilmente per il prossimo anno ancora non ci sono le condizioni per poter fare questo passo. Ragioneremo insieme al nuovo direttivo a questo punto, perché noi finiamo quest'anno su cosa fare nel futuro. Anche la vostra però è una grande famiglia, una società storica, del resto del capoluogo barbaricino, con tanti giovani, li abbiamo visti anche sugli spalti, insomma c'è stata proprio l'immagine di una grande famiglia. Sì, esattamente, è stata una bellissima festa di sport. Grazie mille ancora a Davide Loddo, direttore sportivo della Pallacanestro Nuoro. Vediamo se riusciamo a sentire anche coach Cadoni per la Demones Ozieri e poi chiudiamo la diretta dal Palamurrazzo.
Siamo in diretta con coach Cadoni, ti ho visto arrivare con la camicia se non sbaglio, poi cosa è successo? Boh, spero che non me l'abbiano fregata là dietro, e là dietro si vede che è mia però, dai. Partita tiratissima contro un'ottima pallacanestro Nuoro che ha davvero giocato una grande gara. Cosa può aver fatto la differenza in vostro favore? Che per tanti minuti abbiamo tirato anche se non entrava niente oggi, e poi abbiamo deciso di fare magari quello che gli avevo chiesto di fare. Andiamo al ferro un attimo perché non entra il tiro da 3 punti, evitiamo, e abbiamo iniziato a prendere falli, abbiamo iniziato ad andare in lunetta grazie al cielo, e non abbiamo buttato via possessi in difesa soprattutto. Questo è stato importante, e ci tengo anche a dire che veramente la pallacanestro Nuoro ha fatto oggi una grandissima partita, ci ha messo enormemente in difficoltà. Dall'altra parte la Demones, per l'entusiasmo che abbiamo visto sugli spalti, per lo staff tecnico, quello societario, forse non meriterebbe una categoria in più ma direttamente 2. Ma beh, assolutamente sì, ma io è tutto l'anno che lo dico. Tra l'altro io credo che la pallacanestro che giochiamo si addica un po' di più alla categoria superiore, siamo molto tecnici, credo che abbiamo dei giocatori sicuramente di categoria superiore, perciò io so che faremo la Serie D l'anno prossimo e sono felice. Finalmente faccio la Serie D anche nel maschile. Insomma, allora, complimenti coach Cadoni, grazie. Volevo ringraziare voi perché è stata veramente una bellissima 2 giorni. È stato Laura e tutto lo staff. È stato bellissimo raccontarla perché questa sembravano le Final Four di Eurolega in salsa sarda per l'entusiasmo che abbiamo visto da una parte e dall'altra. Complimenti anche a voi. Lo so, posso dire l'ultima cosa, lo so che non è il momento, ma io ho sempre vinto con Daniele Porquedo al mio fianco e lui non c'è più. Longo ne ha incassati 3 e ora si vendica. Lui non c'è più e questa è per lui, scusatemi, lo dovevo fare. Mi sembra giusto e doveroso e credo anche il miglior modo per chiudere questa diretta. Grazie coach e complimenti ancora. Direi che possiamo lasciar scorrere le immagini, magari se dalla regia sono d'accordo, perché facciamo vedere le premiazioni mentre raggiungiamo di nuovo la postazione. Sarà la consegna della targa. Già tagliate le retine, come la tradizione vuole in caso di festa promozione. E vedete lì in mezzo al campo le coppe si alza il coro Serie D, Demones Ozieri, 65 anni di storia con trascorsi importanti ai vertici regionali. Promozione che questa realtà merita quanto fatto solo in questa stagione, ma per la lunga semina insomma di questi anni, con tanti dirigenti, tanti volontari che hanno anche partecipato alla organizzazione di questa Final Four, impeccabile sotto ogni punto di vista. Iniziamo con gli arbitri. Premiazione anche per gli arbitri perché
Non è stata una gara semplice da dirigere, tanti contatti, anche nervosismo a un certo punto. Ricevono una targa ricordo premiante dal signor Franco Filippini. Signori, Manca e Fancellu, poi anche gli arbitri che hanno precedentemente diretto l'altra finale di oggi per il terzo e quarto posto. Immortalati anche dal nostro Luigi Canu, perché vi ricordiamo ci siamo occupati insomma anche di realizzare le foto di questo evento con Claudio Azzori appunto e con Luigi Canu. Tutte le foto le trovate sempre sui nostri canali, sulle nostre pagine social. Quarto posto Aurea Sassari, tra bella realtà del panorama cestistico sardo, composta prevalentemente da studenti di medicina dell'Ateneo Sassarese. Tanti studenti fuori sede, insomma, nella squadra guidata da coach Marongio, che è andato a ritirare la coppa per il quarto posto. È stato comunque un cammino positivo anche per la squadra turritana. Al terzo posto il CMB Porto Torres, squadra che ha avuto qualche problema all'inizio del campionato di promozione, ma poi ha rimontato alla grande, è riuscito addirittura non solo a centrare le Final Four di promozione, ma anche a strappare il terzo posto e si conferma terza al termine delle Final Four. CMB Porto Torres, altra squadra come la Pallacanestro Nuoro, insomma, che abbiamo visto anche in Serie C non troppi anni fa. Dopo una partita buonissima, dopo una grande stagione, Pallacanestro Nuoro! E finalmente, dopo una partita tesa, c'è anche il momento della sportività con gli applausi di tutti per la Pallacanestro Nuoro. Si classifica al secondo posto. Queste Final Four dopo una finale giocata veramente col coltello tra i denti, e ritira il capitano Zidda, che ha seguito i compagni, lui che ha dovuto salutare la squadra a causa di un infortunio al tendine d'Achille. Un applauso alla Pallacanestro Nuoro. Questo è il quadretto della Pallacanestro Nuoro. E arriva il momento della Demones Ozieri. Signor Palla premia la squadra vincitrice di queste Final Four. Sventolano le bandiere giallorosse. Demones Ozieri con la coppa che è pronta per il capitano Giovanni Longu. Luigi Canu non era pronto e quindi fa ripetere il gesto. E ora parte ancora una volta la festa Demones Ozieri, che vola in Serie D. Parteciperà al secondo campionato regionale, ristrutturato anch'esso dopo la riforma FIP. Vedremo cosa succederà in estate, ma quel che è certo insomma è che questa realtà meritava senz'altro una categoria superiore rispetto alla promozione. Allora, con queste belle immagini di festa direi che possiamo chiudere la nostra diretta dal Pala Murrazzo. Ringrazio Laura Fois che ha raccontato ben 3 gare su 4 in questa Final Four. Grazie a Gianluca Rubio per le immagini e per la parte tecnica. Roberto Rubio, l'augurio di un felice proseguimento di serata su Basketland.